Per rendere il litorale agrigentino ancora più accessibile e a misura di tutti, è stata consegnata all'Oceano Mare una nuova sedia Job, una poltrona con grandi ruote gialle galleggianti, necessaria per il trasporto in acqua di persone a mobilità ridotta. Si tratta di un'iniziativa frutto della sensibilità della società di consegna a domicilio Ciao Spesa verso le persone con disabilità. Alla cerimonia di consegna, oltre al sindaco di Agrigento Franco Miccichè, sono intervenuti il titolare del chiosco di Oceano Mare, Peppe Vita, il fondatore di Ciao Spesa Fabio Romano, l'assessore al turismo Francesco Picarella e l'assessore all'abbattimento delle barriere architettoniche che ha coordinato tutta l'iniziativa, Gianni Tuttolomondo. Inoltre è tornata al suo posto anche la sedia Job che stazionava presso la passerella per l'accesso facilitato al mare dei disabili nella spiaggia antistante il piazzale Gigli a San Leone. La sedia, ricordiamo, che era stata rubata e poi successivamente ritrovata grazie al prezioso lavoro svolto dall'Arma dei Carabinieri di Agrigento. L'assessore Tuttolomondo fa un ringraziamento particolare ai titolari del chiosco di Oceano Mare, del Bar Pisciotto e a tutti gli altri chioschi che hanno dato la loro disponibilità per la fruizione delle sedie Job da parte delle persone con disabilità motoria.